C'è un orso nelle montagne vicentine, o anche più d'uno, questo è difficile dirlo. Ma stando a tutte le segnalazioni e gli avvistamenti delle ultime ore, pare proprio che un plantigrado stia transitando nella zona dei 7 comuni. Lo testimonierebbe questa foto, pur se sgranata e poco chiara, che sta facendo il giro della montagna vicentina. E lo testimoniano le molte segnalazioni degli ultimi giorni, comprese quelle che abbiamo dato in anteprima nei nostri telegiornali nella giornata di sabato. Le autorità sono al lavoro per capire cosa ci sia di vero e come gestire eventualmente la situazione. Questo fatto qua ci ha un po' impauriti, diciamo, ci ha reso un po' così preoccupati anche di quelle che sono le eventuali conseguenze di una presenza, direi, di passaggio di un orso, che speriamo sia un maschio, perché come era accaduto con l'orsodino era rimasto 5 mesi per poi spostarsi verso la Slovenia in cerca delle femmine. Con gli orsi non sono animali stanziali, i maschi, perché si muovono alla ricerca della femmina. Fra il Trentino e il Veneto c'è sempre stata la barriera, ben poco naturale a dire il vero, dell'autostrada del Brennero, che in molti casi ha impedito la diffusione degli orsi anche sulle montagne veronesi e vicentine. Questa barriera però in alcuni casi si è dimostrata insufficiente, penso al caso dell'orsodino, ma oggi come oggi il grosso dei capi, quindi di orsi, di plantigradi, sta in Trentino Alto Adige. Le segnalazioni portano a pensare che ci sia un esemplare che si aggira nella zona del Barental. Ironia della sorte o rimando storico, il nome di quei luoghi in lingua cimbra vuol dire proprio Valle dell'Orso. Ma la situazione è ancora poco chiara e i sindaci preferiscono non fasciarci la testa. Scongiuro il pericolo che si formino delle comunità di orsi sulle nostre montagne, anche perché si tratta di montagne fortemente antropizzate che hanno in questo momento l'alpeggio più ampio d'Europa che si sta riattivando perché stiamo lavorando per poter riaprire le malghe, dove c'è appunto un'attività turistica molto vivace e sarebbe assolutamente impensabile. Gli avvistamenti riguardano per ora la Valle del Barental, ma per l'intero comparto turistico questo è un nervo scoperto. È che noi abbiamo una reale contezza di questa presenza o di questi avvistamenti. Come sindaco di Gaglio nell'ultimo periodo sono in costante contatto con gli organi competenti, con i carabinieri forestali, i quali appunto mi confermano di non aver ricevuto nessuna notizia in tal merito. C'è qualche foto che gira ma da distante, quindi si fa fatica a capire. L'imminente apertura delle malghe rappresenta un altro fattore di rischio da non sottovalutare per l'altopiano. Purtroppo con la morte di Andrea Papi l'attenzione è salita, grazie a Dio dico io, e spero vivamente che tutti gli enti sovracomunali, regionali e governativi veramente comincino a darsi da fare, a mettere le mani su questo piano nazionale della gestione del lupo e dell'orso, perché ripeto, per noi in altopiano sarebbe un ulteriore danno d'immagine e danno soprattutto per le malghe, per gli allevatori e in generale un po' per tutti noi, perché l'orso abbiamo visto è capace di uccidere anche l'uomo.